we get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues, they keep it tight. Everybody's dancing. Buongiorno amici, benvenuti anche oggi nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. Dedichiamo oggi tutta la puntata a un argomento molto interessante che tocca in particolare il Veneto molto da vicino, la biodiversità. Ecco, nell'anno mondiale della biodiversità, che è appunto il 2010, anche il Veneto si ricorda della sua, giustamente non ci sono solo i panda lontani, ma ci sono anche delle specie molto importanti da salvaguardare a livello di territorio. Ecco quindi che Veneto Agricoltura in sinergia con la Regione Veneto si è impegnata su questo fronte, in particolare realizzando un video molto bello, molto significativo, che oggi vi faremo vedere integralmente, perché è una cosa davvero molto interessante. Ne parliamo intanto con i primi due ospiti, ve li presento subito. Qui alla mia destra Valerio Bondesan di Veneto Agricoltura e subito qui vicino Giorgio Trentin, dirigente Regione Veneto. Allora, intanto benvenuti, abbiamo deciso di darci del tu in un tono un po' più colloquiale. Ecco, grazie di essere qui perché, dicevamo, l'argomento è veramente interessante e con voi vorrei un po' focalizzare. Intanto, cosa si intende per biodiversità? Non tutti lo sanno, è magari un termine più recente, una specializzazione importante sul fronte dell'agricoltura. Allora, lo chiedo intanto a Valerio Bondesan e poi parliamo dell'impegno in particolare della Regione Veneto su questo fronte con Trentin. Sì, biodiversità, se pensiamo, è una parola che nasce da altre due parole, che è stata coniata da uno scienziato inglese una ventina d'anni fa, da bio e diversity, quindi è messo insieme queste due parole ed è diversità dagli esseri viventi sostanzialmente. Noi possiamo avere una diversità all'interno degli habitat, delle specie animali, di piante, pensiamo ad esempio agli uccelli, alle variabilità della flora, della fauna, dei parchi, delle nostre montagne, e poi abbiamo anche una biodiversità cosiddetta agraria, che è quella che riscontriamo invece nelle produzioni agricole, cioè di quello che poi andiamo comunemente a trasformare in alimenti di cui ci cibiamo. L'indizione da parte dell'ONU e poi della FAO, che è l'Organizzazione Internazionale per l'Alimentazione e per l'Agricoltura, di un anno per la biodiversità, nasce dall'esigenza che queste organizzazioni internazionali hanno visto, soprattutto nei paesi industrializzati come il nostro, ma anche nei paesi in via di sviluppo, diciamo, della perdita continua che si è avuto in questi anni di specie, di vegetali e di razze di animali. Cioè, noi mano a mano che sono passati gli anni, negli ultimi 30-40 anni, abbiamo sempre di più ridotto il tipo di alimenti e le provenienze da diverse razze animali. Quindi se pensiamo ad esempio oggi a livello ad esempio della patata consumiamo una o due cultivar, 3 cultivar di patate, mentre a livello mondiale le cultivar di patate sono tantissime. Noi riducendo questa variabilità anche nei consumi degli alimenti rischiamo poi di perdere questa variabilità biologica. Quindi un rischio molto elevato. Un rischio molto elevato. Viene lanciato un allarme importante dall'ONU, dalla FAO e poi anche a livello territoriale da Veneto Agricoltura su questo fronte. Sì, a livello regionale anche Veneto Agricoltura su input della regione e anche su finanziamenti da parte della Regione Veneto da oltre 10 anni ha messo in atto dei programmi, delle azioni per prima di tutto monitorare, capire a che livello siamo della biodiversità. Ormai ciò che abbiamo perso negli anni passati non possiamo più recuperarlo e questo è un danno ci dispiace, ma irrimediabile. dovrebbe farci capire e preoccupare che è necessario mettere in atto delle azioni concrete sul territorio per non rischiare di perdere altre specie. Di fare ulteriori danni. Allora passo adesso la parola a Giorgio Trentin per capire l'impegno della Regione Veneto su questo fronte, questi finanziamenti stanziati anche per il video che vediamo oggi. Sì, la Regione Veneto è impegnata per quanto riguarda la biodiversità e l'interesse agrario su più fronti, su più ambiti e più livelli.
Il primo livello è quello che ne deriva, diciamo, da quello che prevede la nostra Costituzione, cioè la nostra Costituzione prevede che le regioni, per quanto riguarda la materia agricola, siano esclusivamente competenti, quindi da questo ne consegue che la regione può produrre leggi, può produrre norme in maniera autonoma rispetto allo Stato, chiaramente in un contesto di indirizzo statale, però in maniera autonoma può produrre appunto norme e leggi, e anche questo è stato fatto per quanto riguarda la biodiversità. E questo è il primo ambito. Il secondo ambito è quello che vede la Regione impegnata a sostenere e promuovere appunto le azioni di conservazione attraverso i propri enti strumentali come Veneto Agricoltura, ma anche attraverso altre amministrazioni pubbliche, province e anche istituzioni scolastiche, ad esempio gli istituti tecnici agrari. Parecchie attività vengono infatti svolte a livello degli istituti tecnici agrari. Il terzo livello d'azione della Regione è quello che vede la Regione intensamente impegnata per promuovere l'utilizzo di queste risorse genetiche a livello di azienda, cioè queste risorse ha senso mantenerle perché per un futuro, per le future generazioni, queste popolazioni, razze, diverse varietà possono rappresentare delle potenzialità anche di miglioramento delle attuali varietà e razze normalmente allevate. Però è importante anche dare la possibilità alle imprese agricole di utilizzare proprio allo stato attuale queste risorse per diversificare il loro reddito e la loro offerta sul mercato. Quindi per arricchire anche questo Per tipo arricchire, di fronte. soprattutto in questo momento in cui la richiesta da parte del consumatore, soprattutto in alcune occasioni di svago, di turismo, è indirizzata in maniera molto forte verso prodotti legati al territorio e alla tradizione. Certo, abbiamo visto appunto anche i progetti a chilometro zero, tutto quello che è la Al chilometro valorizzazione. zero, ma anche proprio la particolarità del prodotto, pensiamo all'agnello dell'Alpago legato alla zona dell'Alpago, che è un presidio slow food, e quindi, oppure i fagioli di Lamon che richiamano proprio la località in cui si è evoluta questa varietà di fagioli. Certo, un arricchimento davvero per ogni zona, anche territoriale, Certo. che si può specializzare su questo fronte. E beh, Questa è credo... un'azione di conservazione molto importante, no? Sì. Perché noi possiamo fare conservazione in diversi modi. Noi possiamo raccogliere ad esempio i semi delle piante che sappiamo che sono a rischio di scomparsa perché nessuno più li coltiva, metterli a meno 100 gradi, congelarli lì, come stanno facendo ad esempio in Norvegia, dove stanno facendo una banca dei semi a livello mondiale nelle isole Svalbard, raccogliendo semi da tutto il mondo, Vedi, proprio per interessante. a rischio per la perdita di non perdere questi semi per il futuro. Però la vera conservazione della biodiversità, oltre a una conservazione che chiamiamo in congelatore, potremmo definirlo, è proprio nella coltivazione. Quindi questo incentivo alle aziende agricole a coltivare e poi a consumare, quindi perfetto questo tipo di modello, ad esempio per gli agriturismi o per le Certo. fattorie didattiche, dove le persone possono direttamente consumare i prodotti della biodiversità. Quindi mantenendo viva questa Esatto, filiera, questa è la appunto. conservazione attiva ed è quella che noi ricerchiamo, perché non basta che noi raccogliamo degli animali e li conserviamo in qualcuna delle nostre aziende, come noi facciamo ad esempio per i polli nell'azienda di Sasserami di Ceregnano, oppure per In le provincia di razze Rovigo, in provincia di che è una Rovigo, delle vostre oppure il centro di zone. conservazione delle razze ovine a Vigliago, a Sedico, nel Bellunese. Ma quello che noi dobbiamo fare è, diciamo così, quasi convincere nuovamente gli Spronare poi gli agricoltori a esatto, mantenere a vivo coltivare. questo E fronte. questo è possibile se da una parte la comunità europea attraverso la regione dà un minimo di aiuto a questi agricoltori e dall'altra parte se informiamo i consumatori sulle caratteristiche di questi prodotti. E quindi più noi li consumiamo, in un certo senso, più aiutiamo la conservazione. Certo, questo è un invito importante, nel nostro Certo. piccolo lo lanciamo anche in questo nostro salottino televisivo. Allora, direi di guardarci i primi 2 minuti di introduzione al video, così facciamo il punto sul tema della puntata e poi nella seconda parte invece del programma ci vedremo integralmente il video, quindi chiedo alla regia di mandare in onda i primi minuti del video, Un gene di speranza.
La conservazione delle specie agrarie, vegetali e animali è una delle sfide del nostro secolo per risolvere il problema dell'alimentazione delle popolazioni future. Per questo motivo l'ONU ha designato il 2010 Anno Internazionale della Biodiversità. La Regione Veneto Agricoltura, la sua azienda che si occupa dei settori agricolo-forestale e agroalimentare, da anni lavorano per il recupero, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità agraria. Veneto Agricoltura è inoltre impegnata nella difesa della biodiversità naturale, forestale e degli habitat di alto valore ecologico ed ambientale. Presso il proprio centro di Montecchio Precalcino, vicino a Vicenza, vengono raccolte, identificate e prodotte piante autoctone degli ambienti veneti, oltre a specie forestali utili alla riforestazione. Quando rimangono pochi semi di una varietà vegetale o pochi capi di una razza di animali, la ricchezza del loro patrimonio genetico, quindi le loro potenzialità future, sono irrimediabilmente perdute. Solo perché ritenuti scarsamente produttivi negli ultimi 50 anni, sono così scomparse, o ridotte a pochi capi, molte razze di pecore e di evicoli. Veneto Agricoltura, anche in collaborazione con altri enti, agricoltori e allevatori, ha quindi cercato di individuare e caratterizzare sul territorio le popolazioni animali e vegetali ancora presenti. Ha poi avviato campi catalogo per le cultivar frutticole e viticole e centri di conservazione per le razze avicole e ovine venete. Le attività di conservazione non sono semplici e richiedono sia azioni sul territorio a stretto contatto con gli agricoltori e allevatori, sia studi e ricerche per indagare la qualità dei prodotti e meglio valorizzarli sul mercato. Proprio da qui inizia il nostro viaggio, che noi chiameremo Un gene di speranza. Ecco, abbiamo visto l'introduzione di questo video, davvero molto interessante. Negli ultimi 50 anni, leggo qui un dato statistico non confortante, nel solo Veneto si sono perse numerose specie animali, in particolare avicole e ovine. Quindi l'importanza da questo punto di vista della salvaguardia della biodiversità. Vogliamo citare alcune specie che vi state impegnando insomma, a salvaguardare o altre che sono irrimediabilmente scomparse? Sì. Come dicevo prima, ad esempio, ci sono 2 centri importanti di Veneto Agricoltura per la biodiversità animale agraria. Uno è dedicato alle razze avicole e qui possiamo dire che realmente non abbiamo perso completamente le razze, però la razza è ridotta a un numero minimo di esemplari e quindi quando una razza si riduce al di sotto di un certo livello di riproduttori, quindi di animali, è sempre a rischio di perdita di biodiversità, soprattutto genetica. Magari noi non ce ne accorgiamo perché la gallina oppure l'anatra, il tacchino che attualmente noi vediamo in allevamento presso il centro di Veneto Agricoltura corrisponde morfologicamente, cioè i colori del piumaggio, sono gli stessi magari di 50 anni fa, ma se andiamo poi a vedere dentro, cioè con dei metodi che possiamo utilizzare negli ultimi 10 anni, non prima, all'interno del DNA, ci accorgiamo che abbiamo perso quella variabilità genetica che magari è presente in una popolazione di qualche decina di migliaia di capi. Ecco, e questi animali non sono più allevati perché hanno un accrescimento più lento, non producono quella massa di carne degli animali, dei polli selezionati che ormai tutte le persone sono abituate a trovare al supermercato e non riconoscono più la vecchia tipologia di pollo. Ecco, questo è un altro dato di fatto interessante su cui vale la pena riflettere. Si sono perse, leggo qui un altro dato, nell'arco di qualche decennio 6 razze di pecore. Si è rischiato di perdere tra le bovine la mitica burlina, che oggi conta solo 300 capi, e con lei l'ottimo formaggio morlacco del Grappa, che personalmente amo molto, l'ho assaggiato. Quindi davvero, ecco, chiedo anche a Giorgio Trentin, allora su questo fronte, l'importanza della salvaguardia anche di tutto l'aspetto enogastronomico che ne consegue, no? La regione si sta impegnando moltissimo anche per questo, perché poi significa anche una ricchezza per il turismo, per l'indotto turistico. Certo. Beh, abbiamo visto il video si conclude, questo pezzo di video si conclude con uno slogan, un gene di speranza. A me piace anche ricordarne un altro, cioè conservare la biodiversità significa mantenere la nostra identità. Pensiamo alle popolazioni umane. Le popolazioni umane sono il risultato praticamente degli effetti attuali, popolazioni attuali, degli effetti dell'ambiente, di fattori ambientali e della cultura della loro tradizione che nel passato appunto si sono sviluppate. Analogamente per quanto riguarda le specie vegetali e animali allevate,
e che si sono evolute in un determinato territorio, chiaramente gli effetti ambientali si risentono ancora, sono appunto il risultato degli effetti ambientali, ma tra gli effetti ambientali dobbiamo ricomprendere nel caso degli allevamenti e delle coltivazioni anche l'effetto uomo, cioè l'uomo con le sue tradizioni, con la sua cultura ha potuto praticamente influenzare lo sviluppo e l'evoluzione di queste varietà e di queste specie. Nel Quindi, bene e nel male. nel bene e nel male, però è chiaro che una razza, una varietà che si è evoluta in un territorio mantiene comunque traccia di questo, dei popoli che l'hanno coltivata. Quindi fa parte dell'identità stessa del popolo. E quindi di quel territorio. È importantissimo poter utilizzare questo elemento come elemento di forza anche per dare opportunità per uno sviluppo locale, per le imprese, ma per un contesto generale di quei territori. Beh, credo che la Regione Veneto, nella figura soprattutto del governatore Zaia, si sia veramente impegnata molto su questo fronte. Zaia ha sempre amato, no, il settore agricolo, è stato ministro dell'agricoltura, quindi penso che lo stanziamento di fondi su questo fronte sia il segno tangibile dell'importanza che la Regione dà all'aspetto agricolo, no, alle sue stesse tradizioni. E il collegamento agricoltura, enogastronomia, territorio, sviluppo. Questi sono gli elementi fondamentali. Benissimo, quindi davvero un impegno su tutti i fronti. Io vi ringrazio per la vostra testimonianza. Adesso ci raggiungerà dopo la pausa pubblicitaria Paolo Pizzolato, amministratore unico di Veneto Agricoltura, che farà anche lui il punto sull'impegno sempre di Veneto Agricoltura e poi ci aiuterà a presentare questo video Un gene di speranza che vedremo nella sua versione integrale. Allora io ringrazio Giorgio Trentina, dirigente della Regione Veneto, e Valerio Bondesan di Veneto Agricoltura per questa interessante testimonianza che ci hanno dato sulla biodiversità. Amici, qualche minuto di pubblicità e vi aspetto sempre qui in diretta a Chiacchiere e Caffè, soprattutto per vedere il video Un gene di speranza. A tra poco. Amici, bentornati in diretta a Chiacchiere e Caffè. Stiamo sempre dedicando questa puntata alla biodiversità. Nell'anno mondiale della biodiversità, che l'hanno appunto dedicato a questo argomento, a questo tema importantissimo, anche il Veneto si è ricordato della sua biodiversità e ha promosso con la Regione Veneto e Veneto Agricoltura questo video davvero bello, Un gene di speranza, che vedremo integralmente dopo l'intervista che farò ora all'amministratore unico di Veneto Agricoltura che ci ha raggiunto ora, Paolo Pizzolato. Benvenuto, buongiorno a voi tutti. Dottor Pizzolato. Allora, abbiamo fatto il punto nella prima parte con Valerio Bondesan e Giorgio Trentin dell'importanza della biodiversità, della salvaguardia di moltissime specie agrarie, no, in Veneto. Certo. Allora, parliamo anche dell'importanza dell'industrializzazione, di come incide l'industrializzazione sul versante appunto della biodiversità. Noi come Veneto Agricoltura stiamo cercando di fare di tutto per cercare di conservare quanto possibile tutte quelle che sono le razze sia relative alla fauna che alla flora, per cui animali e piante, a quello che è l'antica tradizione veneta, a quello che è la nostra storia, a tutto quello che è collegato alla regione Veneto. Nei nostri centri, come è già stato ampiamente spiegato, stiamo cercando di fare di tutto per conservare vive queste specie e queste cose che possono da un momento all'altro essere, chiamiamo così, riemmesse sul mercato. Perché è importantissimo questo lavoro? Perché, come stavamo dicendo e come abbiamo già detto tante altre volte, purtroppo la grande industria, la grande distribuzione non permette in certi momenti di poter lavorare, chiamiamo così, questi animali e queste piante. Perché? Perché la grande industria e soprattutto il settore alimentare si serve di quello che tira di più in quel momento, di quello che c'è bisogno assolutamente di presentare sulle tavole della nostra gente. Per commercializzare. È logico che tante razze in certi momenti sono destinate, non dico a sparire, perché ripeto, noi le conserviamo proprio perché questo è il mandato che ci viene dato, oltre a tante altre cose da parte della regione, ma cerchiamo di fare in maniera di conservarle affinché un giorno qualcuno possa capire che effettivamente la loro produzione e il loro consumo possa essere importantissimo per la nostra genetica e per la nostra tavola soprattutto. Ecco, ho ricordato nella prima parte del programma che appunto sono andate perdute purtroppo 6 razze di pecore, ad esempio in Veneto, si è rischiato di perdere anche a livello di bovini la mitica burlina, abbiamo ricordato, ma c'è anche un versante vegetale su cui voi vi impegnate moltissimo, c'è la difesa di specie orticole, frutticole e viticole. Mi fa piacere citare qualcuno di questi vegetali importanti che poi possiamo trovare anche sulle nostre tavole: l'aglio
napolesano, i carciofi violetti di Sant'Erasmo di Chioggia, Certamente. le patate dolci, varie tipologie di mele e pere, i vecchi vitigni come la Corbina o la veneziana Dorona, poi per i cereali il mais bianco perla o lo sponcio, o frumenti come il canove o il piave, per finire anche con i microbi. Parliamo un po' anche di questo, che è una particolarità. Una Vanno particolarità. salvaguardati anche i microbi, vero Ministro? Voi dovete pensare che nella zona del Rodicino, dove noi abbiamo forse il pezzo forte del nostro settore orticolo, cerchiamo di conservare tutto quello che è relativo alle piante proprio e gli ortaggi che lei ha descritto. Li conserviamo proprio perché commercialmente questi ortaggi una volta avevano una determinata particolarità, che era il consumo assiduo che c'era all'interno della tavola. Come abbiamo detto prima, purtroppo sono stati un po' trascurati, ma noi facciamo in maniera, all'interno, possiamo dire, di frigoriferi giganteschi che conserviamo all'interno di quei centri, di conservare la genetica in vitro, chiamiamola così, proprio con un determinato materiale, affinché questa cosa non possa andare persa. Questa lavorazione permette anche ai microbi che servono per poter alimentare queste piante, per poterle conservare, di essere trattenuti, di essere tenuti vivi, chiamiamoli così, affinché un giorno possano servire per essere riemmessi nel mercato anche questi microbi e cercare di fare da collaborazione a queste piante, a questi ortaggi, perché il mondo ha tutto un insieme di cose che non si possono trascurare, cioè i microbi non devono sparire perché fanno parte integrante proprio della loro cultura, della loro produzione, e queste piante certe volte convivono con i microbi che al loro interno devono cercare di sopravvivere e di sussistere. Certo, fanno parte di un ecosistema. Fanno parte di un ecosistema, no? Che non si può distruggere. È il distruggere. modello a rete, Certo. per cui ogni creatura comunque ha una sua importanza. Certo. Qui si parla di microbi buoni. Pensi che prima parlavamo appunto delle piante, giustamente, perdoni, delle piante dei vitigni, e noi a Po di Tramontana e a Pradoni, i nostri due centri, abbiamo 357 specie di piccole piante, di piccoli vitigni che da un momento per l'altro potrebbero essere, a seconda del mercato se lo richiede, essere di nuovo rimessi sul mercato o essere di nuovo, diciamo, messi a dimora a seconda dell'esigenza di quello che sono i nostri contadini e il mondo. Quindi una ricchezza incredibile dal punto di vista dell'agricoltura e anche dell'industrializzazione, certo, del commercio, poi per dare una spinta anche all'economia veneta su questo fronte. Bene, ricordo che per esempio i microbi vengono seguiti nel centro di Tiene di Veneto Agricoltura, certamente, no? A Vicenza. Un centro poi proprio ben specializzato. la vostra che si sede è a occupa. Legnaro in provincia di Padova. Da quanti anni vi impegnate come Veneto Agricoltura per la salvaguardia? Quando è che ha aperto? Veneto Agricoltura ha una tradizione che è stata festeggiata proprio nel corso del fine 2009, inizio 2010, in quanto festeggia 100 anni, un secolo di di vita. creazione. Il nome però Veneto Agricoltura risale a circa 10 anni fa, quando praticamente sono state fatte le fusioni di quello che una volta era l'ente forestale, era il settore lattiero caseario, praticamente dove è nata Veneto Agricoltura su sollecitazione della Regione Veneto, per cui abbiamo festeggiato 100 anni di storia, 10 anni di nome e di tradizione come Veneto Agricoltura proprio nel corso dell'anno. Bene, quindi davvero una grande tradizione, una grande esperienza su questo fronte. Tra l'altro voi siete molto vivaci anche dal punto di vista dell'organizzazione di convegni. Prima mi citava un convegno molto carino dedicato al conigli. Ah, senza dubbio. Parliamo, diciamo, di biodiversità e di tante volte quello che è stato dimenticato sulle nostre tavole. Noi abbiamo fatto circa un mese e mezzo fa un convegno sul coniglio, sulla carne di coniglio, il consumo della carne di coniglio. Una cosa che potrebbe essere simpatica, è una bestia che si sta dimenticando sulle nostre tavole solo e soprattutto perché porta via un po' più di tempo alle massaie, che purtroppo sono abituate a ritmi completamente diversi rispetto a quelli di una volta. Una tradizione che si va perdendo e che invece culturalmente bisognerebbe assolutamente mantenere sulle nostre tavole, sempre più viva. Purtroppo lì bisognerebbe parlare del ruolo della donna che oggi lavora, che oggi magari non lavora... ha tempo di lavorare i conigli, o... certo. Insomma non è sempre facile, però è giusto lanciare il messaggio delle tradizioni, no? Che vanno conservate e mantenute anche sulle nostre tavole. E soprattutto sulla bontà di alcune carni che vengono trascurate, che invece soprattutto anche per bambini e per ragazze, per vecchi, per anziani, sono proprio parte della nostra tradizione, della cultura, ma soprattutto carne ottime che hanno tantissime vitamine e proteine che tante volte vengono dimenticate da alimentazioni un po' scarne che vengono presentate sulle nostre tavole. Sì, un po' mordi e fuggi, fast food, certo. Invece qui valorizziamo il concetto di slow food, certo, di valorizzazione delle tipicità territoriali, appunto anche a livello enogastronomico. Questo è davvero molto importante. Allora, Veneto Agricoltura, su che fronti si sta impegnando, cosa state organizzando adesso? Ci sono altre cose in cantiere? Tante volte la gente o qualcuno dimentica che Veneto Agricoltura non è solo esclusivamente agricoltura, non è solo esclusivamente foreste, non è solamente ortaggio o floricoltura.
ci dimentichiamo che il settore di viticoltura è anche una parte integrante di quello che è il mondo dell'itticoltura e della pesca. Ha fatto bene a ricordarlo. A Pellestina anche noi abbiamo anche il mare, per noi è una cosa importantissima, infatti stiamo cercando di fare un progetto molto ambizioso ma che potrebbe andare in porto, che è quello di cercare di reimpiantare nel mare quella che era l'antica vongola nostra veneziana e non la filippina che attualmente viene allevata. Cosa vorrebbe dire tentare di arrivare almeno a un risultato parziale? Vorrebbe dire poter far sì per i nostri pescatori di vongole di non avere più il fermo pesca, di avere un reddito costante per tutta la durata dell'anno, di avere una certezza di un posto di lavoro e soprattutto quello che c'è bisogno in questo periodo di magre e economicamente molto trascurato, quello di avere soprattutto la certezza di avere un reddito costante che permetta alla vita familiare e anche eventualmente una tradizione che i figli possano continuare. Ecco, questa è una notizia davvero importante, penso che ci dedicherà una puntata magari invitando anche chi lavora nel settore appunto delle vongole, perché sono anche molto vivaci, molto dinamici, abbiamo visto anche articoli, scioperi, proteste su questo fronte. Non dimentichiamo che il Veneto Agricoltura, non dimentichiamo soprattutto che all'inizio di quest'anno, i primi mesi dell'anno, noi abbiamo sperimentato nella nostra zona del Bonello, sempre nella provincia di Rovigo, il primo branzino biologico che è giunto sulle tavole, per carità, dei primi supermercati della zona, di piccole trattorie della zona. Stiamo sperimentando assieme all'Università di Venezia la bontà di questo prodotto che è proprio biologicamente comprovato da quello che sono le nostre strutture. Se dovesse riuscire questa sperimentazione in base ai dati che la gente stessa ci trasmetterà, l'università ci trasmetterà, potrebbe essere un boom a livello regionale di tutta questa bontà a livello itticola, diciamo biologica, che potrebbe essere prodotta in un certo numero, che permetterebbe appunto ai pescatori di poter garantire una certa continuità nel loro lavoro. Bene, notizie importantissime, davvero molto interessanti, si parla appunto anche di salvaguardia della biodiversità a livello ittico. Benissimo, allora abbiamo fatto il punto un po' su tutto, io la ringrazio per questa intervista, per queste notizie molto importanti. Adesso ci vediamo insieme ai nostri amici che ci seguono da casa questo video davvero bello, un gene di speranza appunto prodotto da Regione Veneto e Veneto Agricoltura. Amici, vi lascio alle immagini, mi raccomando guardatele perché veramente è un momento di riflessione importante su quello che è la biodiversità in Veneto e non solo nel resto del mondo. Allora vi lascio alle immagini, vi aspetto domani sempre dalle 13 alle 14 nel vostro salottino di Chiacchiere e Caffè. Ciao, grazie a tutti, a domani. La conservazione delle specie agrarie, vegetali e animali è una delle sfide del nostro secolo per risolvere il problema dell'alimentazione delle popolazioni future. Per questo motivo l'ONU ha designato il 2010 Anno Internazionale della Biodiversità. La Regione Veneto Agricoltura, la sua azienda che si occupa dei settori agricolo-forestale e agroalimentare, da anni lavorano per il recupero, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità agraria. Veneto Agricoltura è inoltre impegnata nella difesa della biodiversità naturale, forestale e degli habitat di alto valore ecologico ed ambientale. Presso il proprio centro di Montecchio Precalcino, vicino a Vicenza, vengono raccolte, identificate e prodotte piante autoctone degli ambienti veneti, oltre a specie forestali utili alla riforestazione. Quando rimangono pochi semi di una varietà vegetale o pochi capi di una razza di animali, la ricchezza del loro patrimonio genetico, quindi le loro potenzialità future, sono irrimediabilmente perdute. Solo perché ritenuti scarsamente produttivi negli ultimi 50 anni, sono così scomparse, o ridotte a pochi capi, molte razze di pecore e di evicoli. Veneto Agricoltura, anche in collaborazione con altri enti, agricoltori e allevatori, ha quindi cercato di individuare e caratterizzare sul territorio le popolazioni animali e vegetali ancora presenti. Ha poi avviato campi catalogo per le cultivar frutticole e viticole e centri di conservazione per le razze avicole e ovine venete. Le attività di conservazione non sono semplici e richiedono sia azioni sul territorio a stretto contatto con gli agricoltori e allevatori, sia studi e ricerche per indagare la qualità dei prodotti e meglio valorizzarli sul mercato. Proprio da qui inizia il nostro viaggio, che noi chiameremo un gene di speranza. Nel Veneto, fino a 50 anni fa, si allevavano una decina di razze di pecore.
Nel 2000 solo 4 di queste era ancora allevato e il loro patrimonio genetico di variabilità della razza era seriamente compromesso per l'esiguità del numero di capi allevati. A Vigliago, nel Bellunese, Veneto Agricoltura ha così attivato un centro di conservazione delle razze ovine venete, dove vengono allevati oltre 150 riproduttori delle 4 razze, Alpagota, Lamon, Vicentina o di Foggia e Brogna. 2 delle 4 razze in conservazione presso il centro di Vigliago sono 2 razze bellunesi, la Lamon e l'Alpagota. L'Alpagota è caratteristica della sua taglia media e soprattutto perché molti capi hanno le orecchie molto corte. Ogni nucleo razza è diviso in 2 famiglie di circa 20 pecore e 6-8 arieti. La riproduzione è pianificata in modo da rispettare lo standard morfologico proprio di ogni razza, cercando di aumentare anche la variabilità tra i capi allo scopo di conservarne il patrimonio genetico. Più volte durante l'anno, i tecnici delle associazioni allevatori coinvolte, quindi Belluno, Verona e Vicenza, visitano l'allevamento, valutano con i colleghi di Veneto Agricoltura i giovani agnelli e scelgono quelli idonei a ritornare nelle aziende degli allevatori. Da diversi anni Veneto Agricoltura utilizza la marcatura elettronica. La marcatura elettronica avviene attraverso l'inserimento di un bolo ruminale di ceramica che contiene un microchip. Questo bolo viene rilasciato all'interno del rumine dove rimarrà per tutta la vita dell'animale. Una volta che il bolo è stato inserito si verifica con un apposito lettore che il bolo abbia preso la sua posizione all'interno del rumine. Siamo sul Monte Grappa. Questa è la Burlina, l'unica razza bovina veneta autoctona. Attualmente ne sono rimasti poco più di 300 capi, sparsi in una quindicina di allevamenti, tra le province di Treviso e Vicenza. È una razza molto rustica, pascolatrice in ambienti anche difficili di alta montagna. Ha una fertilità e longevità eccezionali. L'Associazione Allevatori di Treviso, il Dipartimento di Scienze Animali dell'Università di Padova, altri enti territoriali e Veneto Agricoltura hanno fornito in questi anni un prezioso contributo per migliorare la conservazione della razza e la valorizzazione dei prodotti, in particolare dell'ottimo formaggio morlacco, tipico del Monte Grappa e prodotto con solo il latte di vacca burlina. Questa è una manza gravida che fra poco andrà a partorire, è un animale che vedete di statura taglia media, un animale che presenta un mantello tipico della razza burlina, un animale che produrrà o produce mediamente quando andrà in produzione intorno ai 45-50 quintali di latte. Quello che è importante è che il latte prodotto da questo animale ha un'ottima attitudine casearia e soprattutto ha un gusto, un sapore, il formaggio che è estremamente buono. In questa azienda di Veneto Agricoltura conserviamo razze avicole tipiche della nostra regione. COVA, mai acronimo poteva essere più azzeccato. Gli obiettivi del progetto di conservazione e valorizzazione delle razze avicole venete sono presto detti. Salvaguardare le razze avicole venete a limitata diffusione, tutelando non solo un patrimonio genetico secolare, ma anche culturale e storico. E questi animali altrimenti non verrebbero più utilizzati perché sono animali che hanno bisogno di spazi all'aria aperta, sono animali che per fare un pollo da carne hanno bisogno dei 5 mesi, sono animali che per fare l'uovo da produzione ci vogliono minimo 8 mesi e quindi non sarebbero più convenienti. Questo però è una cultura storica della nostra regione ed è compito della Veneto Agricoltura conservarlo. Il progetto tende a tutelare 4 specie, cioè pollo, faraona, anatra, tacchino, e 13 razze e le relative popolazioni. Si tratta di razze importanti per la loro rusticità, la resistenza alle malattie e l'adattamento climatico, e perché no, per ritrovare i sapori di una volta. Animali perciò interessanti per gli agriturismi, il biologico o le fattorie didattiche.
Veneto Agricoltura ha istituito presso la propria azienda Sasse Rami di Ceregnano, vicino a Rovigo, il centro di conservazione delle razze avicole del Veneto. Operativamente il progetto COVA è attivo anche presso 4 istituti agrari del Veneto, a Feltre, Padova, Castelfranco Veneto e Montebelluna. Il termine biodiversità ci evoca anzitutto la salvaguardia delle specie animali, ma è altrettanto urgente raccogliere e conservare il germoplasma, cioè il patrimonio genetico vegetale delle specie orticole come i radicchi veneti, l'aglio polesano, il carciofo violetto veneto e la patata dolce. Veneto Agricoltura ha deciso che il sito principale dove svolgere questa attività è a Rosolina, nel delta del Po, nel suo centro sperimentale ortofloricolo Po di Tramontana. La selezione dei radicchi, diciamo delle diverse tipologie venete, si va durante il periodo invernale ad selezionare le piante più meritevoli, quelle che rispondono all'idiotipo delle diverse tipologie. Nel periodo primaverile, quando le condizioni climatiche lo permettono, si devono trapiantare in queste screen house, che non sono altro che delle serre ricoperte di rete antinsetto, proprio per isolare queste piante e quindi pilotare gli incroci solo con le piante che abbiamo selezionato nel periodo primaverile. E dopo questa fecondazione, dopo questo incrocio, c'è la produzione del seme che deve maturare sulla pianta. Il seme deve servire per produrre piantine che poi si devono trapiantare nel pieno campo, vedere gli esiti della selezione e ovviamente conservare questo materiale, questo prezioso germoplasma di questo prodotto tipico del Veneto, dove tra l'altro il radicchio è nato. Il materiale vegetale viene anche conservato in vitro nel laboratorio di micropropagazione, come anche direttamente nei campi di coltivazione nei quali, fra l'altro, avviene anche la precisa caratterizzazione delle linee di radicchio, che meglio rappresentano la variabilità delle diverse tipologie. Per l'aglio polesano, 2 sono le varietà provenienti dall'ecotipo polesano, che si sono già iscritte presso il Registro Nazionale delle Specie Orticole, Bianco Delicato e Avorio, delle quali Veneto Agricoltura si preoccupa anche della conservazione in purezza presso il laboratorio di Po di Tramontana. Per il carciofo violetto veneto, nelle 2 tipologie, quella veneziana di Sant'Erasmo e l'altra di Chioggia, la tutela della loro biodiversità è importante anche per le ottime prospettive di rilancio in chiave gastronomica. Tipicamente coltivata nel Padovano ad Anguillara Veneta e Stroppare località di Pozzonovo e nel Trevigiano veneziano a Zerobranco, la patata dolce ha una forte connotazione storica-culturale con il territorio. Per la conservazione di melo e pero siamo tornati a Ceregnano, nell'azienda Sasse Rami. L'attività, iniziata nel 1989, ha come obiettivo il recupero del maggior numero di varietà anticamente coltivate in Veneto, oggi in pericolo di estinzione a causa della diffusione delle varietà commerciali. Qui presso il frutteto sperimentale dell'azienda Sasse Rami di Veneto Agricoltura è stato costituito una specie di arca di Noè dove sono conservate 140 varietà di melo e 60 varietà di pero recuperate in tutto il territorio veneto. Il recupero di questo patrimonio vegetale tende anche al ripristino del paesaggio tipico della Pedemontana e della montagna veneta e in chiave economica riproponendo produzioni di nicchia con sapori e profumi ormai dimenticati. Ogni singola varietà recuperata e posta in conservazione viene caratterizzata e catalogata, valutando le caratteristiche pomologiche, cioè del frutto, e vegetative, vigoria, portamento, fioriture, epoca di maturazione, compilando apposite schede che descrivono le caratteristiche di valori analitici, in particolare il contenuto in zuccheri e acidità. Veneto Agricoltura ha anche predisposto a Ceregnano un piccolo vivaio, con lo scopo di realizzare altri frutteti dimostrativi e didattici nelle zone di origine e nel contempo incentivare la coltivazione, seppur limitata, delle varietà più interessanti per produzioni di nicchia locali. C'è un profondo legame tra vino e territorio. Operare per la conservazione delle biodiversità in viticoltura assume quindi particolare importanza. Le malattie della vite hanno segnato anche la sua storia. Basti pensare alla filossera, che ha distrutto nella seconda metà dell'Ottocento il vigneto italiano e non solo.
Il diffondersi della flavescenza dorata nel Veneto, determinando l'estirpo di numerosi vigneti, ha reso ancora più attuale il problema dell'erosione genetica e la necessità di intervenire recuperando quanto ancora possibile. Di ciò si è fatta carico la Regione Veneto, in particolare per le cultivar e i biotipi in via di estinzione. Un'azione affidata a Veneto Agricoltura che ha avviato sin dal 1997 uno specifico programma di intervento pluriennale, in collaborazione anche con il Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano, proprio per il recupero dei vecchi vitigni. In questo campo sono raccolte circa 350 tipologie di vitigni diversi. Sono stati raccolti negli anni, 10 anni d'attività, in quasi tutto il territorio veneto. Nel 1999 sono stati messi a dimora circa 138 biotipi, diffusi nelle province di Treviso, Padova e Vicenza. Nel 2000 e 2001 l'impianto è stato ampliato con l'introduzione di altri 130 biotipi e nel 2004 con altri 138. Queste collezioni sono state il punto di partenza per un lavoro di caratterizzazione che ha portato all'iscrizione al catalogo nazionale di alcune varietà di vite, come Corbina, Recantina, Turchetta, Marzemina Grossa e Cavrara a bacca rossa e Grapariol a bacca bianca. Attualmente sono in osservazione vitigni rodigini, padovani e trevigiani, recuperati con i nomi di Mattarella, Pattaresca, Recantina Pecolo Scuro e Recantina Pecolo Rosso. Mentre per la veneziana Dorona e il vicentino Gruaio sono in fase di completamento i dossier per l'iscrizione. Frumento e mais, con le loro farine, hanno garantito l'alimentazione base della popolazione rurale veneta per secoli. Alcuni enti ed istituzioni, con Regione e Veneto Agricoltura, mediante progetti di ricerca mirati alla tutela e conservazione delle vecchie varietà, hanno permesso la salvaguardia del patrimonio genetico delle specie cerealicole autoctone ancora presenti, anche se in maniera molto marginale, nelle nostre campagne. Ci troviamo in un campo di sperimentazione di mais in cui sono coltivati ibridi, le linee pure che servono per la costituzione degli stessi e anche delle varietà autoctone o vecchie varietà. E quello che emerge all'interno di questo campo è l'enorme variabilità, in particolar modo l'altezza delle piante che varia da 1,5 metri circa fino ai 3 metri e anche la formazione della spiga che può essere più o meno lunga o più o meno grossa. Per il mais, i risultati sono stati la raccolta e la valorizzazione di numerose varietà conosciute dagli agricoltori per il colore tipico delle loro granelle. La Regione Veneto negli anni ha investito risorse per il mantenimento della biodiversità, anche vegetale. In particolare nel campo del mais sono state investite risorse per il mantenimento delle varietà nostrane, Marano, che è utilizzato principalmente per la produzione della farina da polenta gialla, il bianco perla, che è usato principalmente per la produzione della farina da polenta bianca, e nella pedemontana veneta è invece in corso la conservazione della varietà Sponcio, adatta alla produzione di farina da polenta gialla. Tradizionali nelle famiglie rurali forse per secoli, le loro granelle di tipo vitreo si connotano anche per le caratteristiche organolettiche, ricche di proteine e di grassi, che le rendono adatte per la produzione di polente. Anche per il frumento sono in atto attività di recupero e valorizzazione di vecchie varietà locali, idonee alla panificazione. A Tiene, in provincia di Vicenza, Veneto Agricoltura si occupa di microbi, ma quelli buoni. Il suo Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari è impegnato da diversi anni nell'isolamento e nella conservazione di quelli provenienti da diversi alimenti tradizionali e nella loro caratterizzazione genetica e tecnologica. Sono state isolate e sono attualmente conservate diverse centinaia di microrganismi provenienti da formaggi, Asiago, Montasio, Monteveronese, Casatella Trevigiana, Piave, Morlacco, Bastardo del Grappa, Grana Padano, Spressa delle Giudicarie, quest'ultimo trentino. Salumi, come Soppressa Vicentina e altri salami tradizionali. Vini, Valpolicella, Soave, Prosecco. Ed altri prodotti fermentati,
impasti acidi per pani e dolci. Tutto ciò perché la biodiversità delle popolazioni microbiche presenti nei prodotti fermentati tradizionali, formaggi, insaccati, vino, rappresenta un importante fattore di differenziazione e qualificazione delle produzioni locali. I microorganismi isolati da produzioni tipiche del Veneto rappresentano un importante patrimonio. Da questa collezione, Veneto Agricoltura infatti li cataloga e li conserva, è possibile attingere microrganismi in grado sia di caratterizzare le produzioni locali che migliorare sicurezza e qualità organolettica e nutrizionale degli alimenti. Per l'importanza e la complessità delle azioni di recupero e conservazione della biodiversità regionale, Veneto Agricoltura ha realizzato una propria azione strategica, offrendo così un concreto contributo alla tutela del patrimonio di biodiversità per noi e le generazioni future. We get it almost every night.